Il Piacenza completa a Lecce la rivolta degli ultimi, spegnendo i sogni d'Europa dei salentini. Per far fare gol alla squadra meno prolifica del campionato hanno dovuto scontrarsi in due, Viali e Savino, consentendo a Gilardino di servire Rastelli per lo stacco vincente. Prima vittoria in trasferta per i piacentini, che hanno giocato con molta concentrazione, aiutati dalla giornata poco brillante dei giallorossi, privati di Lima per un infortunio dopo 25 minuti e vicini al gol solo con questo tiro di Cipriani che scheggia il palo. Penso che fare 7 risultati tutti consecutivi comporti anche ad avere a livello motivazionale non sempre quell'intensità che noi siamo obbligati ad avere per rimanere e raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissi, quello di restare in Serie A. I piacentini hanno comunque tenuto il campo con molto ordine, soffocando la manovra avversaria, rendendosi pericolosi in contropiede e riaprendo il discorso salvezza. Mancano 14 partite, con i 3 punti tutto è possibile, abbiamo tanti scontri diretti in casa e ce la giochiamo lì sicuramente la salvezza. Lecce-Piacenza era anche lo scontro tra i fratelli Lucarelli, Alessandro contro Cristiano, il primo difensore centrale del Piacenza, il secondo goleador del Lecce. Ha vinto Alessandro, che ha lasciato solo questo tiro al fratello, ed alla fine tutto si risolve con una cena. Capita, sì, cioè come qualsiasi avversario normalmente ognuno deve tirare dalla sua parte. Chi paga la cena stasera? Vabbè, io, ma conoscendolo non è una novità, cioè anche se avessi vinto tanto tocca sempre a me, quindi non è una novità.